questa bellissima traccia denominata Rhapsody August. E allora questo è il giusto tributo per la loro classe, simpatia, eleganza, tecnica, raffinatezza. Grazie ragazze, grazie per averci intrattenuto nell'attesa del big match tra Leonicena e Antenore. E allora adesso è arrivato il momento degli altri due protagonisti, Mimmi e Topolino, che tra poco entreranno in campo anticipando l'ingresso delle squadre. Ed eccoci qui direttamente dal mondo Disney, Topolino e Mimmi srotolano questo striscione di 10 metri, lungo bella 10 metri. Con il 2 Paccagnella, con il 3 Locrati, con il 4 Dainese, con il 5 Rodriguez, con il 6 Vittore, con il 7 Giordano, con il 9 Crepaldi, con il 10 Cinquino, con l'11 Secchieri, con il 12 Paladin, in panchina mister Alberto Rodriguez.
vantaggio Montenore con una rete del numero 9 Crepaldi. Crepaldi porta in vantaggio Montenore.
altro fallo Leonicena. terzo fallo al tenore.
Per il pareggio dell'Antenore, che segna il numero 7 Giordano, Giordano per l'Antenore in attacco. Il risultato di questo momento: Leonicena 2, Antenore 2. E finisce così dunque questo primo tempo valido per la 20ª giornata del Girondini della Serenissima. Dunque a riposo sul risultato di Leonicena 2, Antenore 2. Vi ricordo ancora una volta i marcatori: per l'Antenore le reti di Crepaldi e Giordano, per la Leonicena le reti di Olsi Veglia ed Andrei Veglia. Spettacolo questa sera qui al Palasport Inferno Leoniceno. Avremo tra poco gli Attack The Sun che si esibiranno eccezionalmente per noi in versione acustica, una band della provincia di Verona e precisamente di Arcole. Questo talentuoso gruppo è stato ospite di numerose manifestazioni. Ricordiamo il Marilù Rock Contest, il Vicenza Rock Contest. Sono stati ospiti ed intervistati da diverse radio del nord Italia. Allora i ragazzi sono pronti, allora ricordiamo il loro genere spazia all'interno dell'universo alternative rock, sperimentando suoni elettronici, riff più rock.
Compagni porta in vantaggio l'Altenore Medicina 2, Altenore 3.
più fallo tenore.
Quando arriva il primo fallo Leonicena.
tenore. Quando arriva time out, tutto il nostro calore in questo finale di partita. Quinto fallo al tenore. Quinto fallo al tenore.
terzo fallo Leonicena.
questo match valido per la 20ª giornata del girone D della Serie D, il big match di questo girone, match che è risultato in parità per 3-3 tra Leonicena ed Antenore Padova, e siamo in compagnia della storia del futsal italiano, mister Alberto Rodriguez Jimenez, che questa sera era qui in veste di giocatore e anche di allenatore. E allora mister, veramente questa sera è uno spettacolo veramente di categoria superiore sugli spalti in campo. Come hai visto questa partita decisiva per l'esito di questo girone, ma che non sblocca l'esito di questo cammino? Allora, buonasera a tutti. Intanto io penso che è stata una partita molto equilibrata, come tu bene hai detto, secondo me è una partita di una categoria superiore. Io mi auguro che entrambe le squadre la stagione prossima saremo in C2, e di qua ringraziare la società leonicena per l'ambiente che ha creato in questa partita, con questo pubblico meraviglioso, questo palazzetto. Sinceramente devo fare i complimenti a loro per la manifestazione che hanno programmato oggi, e penso che tutto sommato, si parla della partita in sé, penso che è stata una partita equilibrata, giocate a ritmi alti tra due squadre che hanno dimostrato perché sono le prime due di questo girone, e penso anche che il risultato è stato giusto. Senti, adesso mancano due partite, Leonicena e la tua squadra pari punti con 55 punti, potrebbe esserci addirittura uno spareggio, quindi veramente un esito thrilling. Avete vinto peraltro lo scontro diretto all'andata, per cui negli scontri diretti saresti in vantaggio, ma a quanto pare c'è questo scontro diretto, quindi ancora suspenso per questo campionato, mister. Diciamo che dal punto di vista dello spettacolo, se fosse così, diciamo che ci dovremmo affrontare un'altra volta, e penso questo sarebbe anche positivo per il movimento del calcio a 5. Mi sembra, come tu bene hai detto, che quest'anno lo scontro diretto non conta. Se alla fine della regular season arriviamo a parità di punti, mi dicono, penso che sia così, che ci sarà una partita a spareggio campo neutrale. Va bene, alla fine è uno spettacolo, dove penso che entrambe le squadre offriremo una partita come quella che abbiamo fatto oggi. Penso che sia tutto positivo, ecco. Senti, in conclusione ti chiedo un giudizio sullo stato di salute del futsal italiano. Tu che hai giocato ad altissimi livelli, comincia a esserci un pochino di visibilità in più, abbiamo visto anche l'ultima Final 8 di Coppa Italia con le telecamere di Sky. Qual è secondo te lo stato di salute del futsal italiano in questo momento? Io sono un po' più critico di quanto posso essere, cioè, alla fine purtroppo quello che mi dispiace è che vedo ancora pochi italiani giocando ai massimi livelli, mi piacerebbe che le società scommettessero un po' di più sui giovani, sul settore giovanile, e dare fiducia a questi giovani per provare a portarli in prima squadra, che dopo si veda anche magari in un futuro anche con la nazionale, senza togliere nessun merito a tutto il movimento. Diciamo che questa è la cosa che secondo me manca ancora un pochettino di più. Speriamo che col tempo questo cambi, ecco. Giovani su cui tu stai puntando veramente molto, perché a parte tra virgolette i vecchietti, te e Crepaldi, veramente una squadra con tanti giovani, tanti di talento, per cui insomma veramente la linea verde che paga decisamente per l'Antenore. Vabbè, noi siamo una società neonata da meno di un anno, puntiamo veramente sì sui giovani. Il futuro nel calcio 5 giocato non sono io, okay? Il futuro sono i giovani che oggi abbiamo visto in campo, ragazzi di 17, 18, 19 anni, che sicuramente queste partite le fanno crescere parecchio. Sono partite dove loro sicuramente imparano molto di più che soltanto giocando in partite del settore giovanile. Io ci provo, nel mio percorso penso che oggi vedo anche ragazzi giovani che vedo giocare a livelli importanti. Diciamo che questa è una piccola mia soddisfazione che non mi toglie nessuno, ecco. Bene, grazie allora a mister Rodriguez e in bocca al lupo allora. Crepi lupo, e io di qua la possibilità che mi date do il mio grande bocca al lupo anche a Leonicena per la stagione che stanno facendo, con i migliori auguri, sperando che l'anno prossimo ci troviamo nello stesso girone o magari un altro, però sempre in C2. Un abbraccio a tutti. Grazie. E allora al termine di questo big match tra Leonicena ed Antenore siamo in compagnia con mister Roberto Tregnago. Mister, veramente un match di grande intensità, combattutissimo, alla fine è pareggio. Secondo te è un pareggio giusto, mister? Allora, sì, alla fine mi accontento del pareggio, sono un po' rammaricato
soprattutto per il primo tempo, finito in parità, dove secondo me abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco, dove abbiamo avuto anche occasioni per far male ancora e soprattutto abbiamo preso 2 gol evitabilissimi, però sono forti che loro, quindi ci sta. Senti, 2 giornate al termine di questo campionato, veramente di questa marcia trionfale, sostanzialmente la tua squadra ha sbagliato, se l'ha sbagliato, il match dell'andata contro l'Antenore. A questo punto che cosa può accadere? Niente, noi adesso testa bassa, pedalare, dobbiamo portare a casa le prossime 2 vittorie e poi andiamo a giocarsi lo spareggio. Quindi rivedremo ancora Leonicena Antenore, atto terzo. E che cosa miglioreresti allora rispetto a quello che hai visto questa sera? Perché da un punto di vista della grinta, della determinazione, i ragazzi hanno dato tutto. Che cosa metteresti in più? Che cosa suggeriresti? Che cosa direi ai ragazzi in occasione di questo probabilissimo ormai spareggio? Intanto speriamo di arrivarci. Una volta arrivato sicuramente me la rigiocherei così, andando a pressarli, però cercando di non commettere ingenuità, perché con squadre di categoria superiore come l'Antenore ogni ingenuità viene punita, quindi dobbiamo essere più sul pezzo, più con la testa a non commettere nessun tipo di errore, perché ogni errore viene punito. Senti mister, un occhio invece alla prossima giornata, perché insomma prima dello spareggio abbiamo ancora queste 2 partite da giocare, arriva il Trecenta, che tra l'altro è una squadra che ha disputato un ottimo campionato, terza in classifica. Come inquadri il prossimo match della Leonicena? Sarà una trasferta durissima, andiamo a giocare in casa del Trecenta, terza, che punterà alla vittoria per poter fare i playoff, perché in caso di vittoria nostra o pareggio siamo matematicamente promossi comunque, o come prima o come seconda. Ci mancherà Vedia Olsi, che ha preso la rendifila, ha preso la squalifica e la munizione, però io sono sicuro, andiamo là e sono sicuro che non sbagliamo la partita. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie. E siamo adesso in compagnia del presidente della Leonicena Calcio a 5, Giulio Cosaro. Allora, presidente, veramente un match straordinario, di un'intensità incredibile, una battaglia, veramente le 2 squadre che hanno meritato di più in questo girone. Come hai visto il match della Leonicena questa sera? Sì, ne parlavamo prima appunto con Mister Rodriguez, che anche lui è presidente, no? E abbiamo concluso che questa è una partita da categoria assolutamente superiore. La speranza di andare entrambe in Serie C2. Come ho vissuto la partita? Potevo scegliere di viverla in tribuna, di cambiarmi e viverla in panchina, di viverla con i tifosi. Questa sera ho preferito fare il presidente, perché queste partite, per chi viene dal nulla come vengo io, e quindi fatica di giorno e di notte e arriva a un certo punto, no, a 1 metro dall'oasi, non è facile trattenere l'emozione, quindi io l'ho vissuta con molta emozione. I ragazzi si sono comportati molto bene, abbiamo di fronte una squadra assolutamente di categoria superiore e si è visto in campo, però io sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, perché hanno portato tantissima gente al palazzetto e quindi hanno fatto sì che sia Montebello Vicentino sia l'Onigo fossero orgogliosi di loro. Senti, l'hai detto tu, giocatori di categoria superiore, se mi consenti, organizzazione di categoria superiore, ma pubblico di categoria superiore, veramente un palazzetto, veramente con una presenza incredibile. Come hai fatto a portare al palazzetto tutta questa gente, presidente? Veramente uno spettacolo bellissimo. Io ti ringrazio, so che tu sei assolutamente abituato ad altri palcoscenici, quindi mi riempie di orgoglio questo complimento. Sì, il pubblico ha fatto assolutamente la sua parte, ha spinto i ragazzi prima al vantaggio e dopo al pareggio. Come si fa a portare le persone al palazzetto? Io lo trovo molto semplice, bisogna sempre parlare al cuore delle persone in modo sincero e proporre loro un'emozione. E sia chi ha organizzato gli spalti, quindi ex giocatori, appassionati, sia comunque tutti gli appassionati che sono venuti a vedere questa partita hanno percepito che era una partita, come l'abbiamo definita, no? Della leggenda, ed è una leggenda davvero, perché fino a 2 anni fa arrivavamo ultimi, poi è arrivato in Stefaniago, sono arrivati i ragazzi e quindi è molto facile portare le persone, bisogna parlare loro in modo sincero.
Senti, usciamo un attimo dall'aspetto agonistico e parliamo anche dell'attenzione, della grande attenzione della Leonicena al tema del sociale. Lo sappiamo, le collaborazioni con Città della Speranza, Team for Children, il canile di Arzignano, i ragazzi ipovedenti. Quali sono i prossimi obiettivi anche in questo campo della Leonicena? Che cosa ha in serbo Giulio per il futuro? Allora, assolutamente l'obiettivo principale è quello di mantenere tutte queste collaborazioni e fare in modo che lo sport sia un connubio tra agonismo e sociale e non solamente un fatto di sponsorizzazione oppure di ricircolo, chiamiamolo così, di denaro. Quali sono i nostri prossimi obiettivi? Assolutamente vogliamo fare visita ai bambini della Città della Speranza, è assolutamente un'idea che ci siamo posti. Un altro obiettivo che ci siamo posti è quello di portare persone con disabilità mentale e fisica al palazzetto, perché la nostra idea è che sia la musica sia lo sport, quindi una palla che corre, possono dare un sollievo a queste persone. Allora, se noi possiamo farlo, perché non lo facciamo? Senti, in chiusura di intervista torniamo un attimo sull'aspetto tecnico. Allora, prossima giornata arriva il 300, anzi bisognerà andare a trovare il 300, una partita non semplice, terzo in classifica, avremo anche Olsi Velia squalificato, per cui un match non semplice, bisogna guadagnarselo insomma questo spareggio ipotetico con l'Antenore. Sì. Come inquadri questo match? Allora, si tratta assolutamente di un match molto impegnativo. Perché? Perché il 300 è una squadra molto quadrata che in casa propria costruisce successi, il campo è piccolo e il pubblico è molto caldo e mi fa sempre piacere giocare in questi campi. È vero, Olsi sarà squalificato, però abbiamo una squadra completa di ragazzi che si sacrificano, quindi già lunedì mister Tregnago parlerà ai ragazzi e cercherà di fare in modo che escano tutte le loro emozioni, le loro capacità. E quindi io mi fido del mio allenatore ciecamente e so che andremo a giocarci a viso aperto a 300. La vittoria è un fatto di reti, è un fatto di voglia e quindi non so come andrà a finire, ma noi andremo con il coltello tra i denti, certamente. È molto affascinante fare un altro spareggio con l'Antenore, però intanto vinciamo la partita. Bene, bene, e allora è terminato, l'abbiamo ricordato più volte, per 3-3 questo big match della 20ª giornata della Serie D. Girone D, ricordiamo ancora i marcatori per i Leoni, la doppietta di Olsi Velia e la rete di Andrei Velia. L'appuntamento a questo punto è per la settimana prossima in occasione del match tra 300 e Leonicena. Un saluto a tutti e forza Leoni! Aspetta, prendiamo un attimo questo. Solo farlo di tasca. Grazie mille a voi. Ok? Ci vedremo, spero che ci vediamo lo spareggio. Speriamo. In modo tale che, come ho detto prima, si vede un'altra partita del genere. Speriamo di vederci in Coppa. Sì, anche in Coppa. Anche in Coppa. Ecco, basta, buon ritorno.